C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, avete visto, oggi siamo sotto i nostri portici di Via 10 Giornate e prima di raccontarvi il proverbio vogliamo mostrarvi questo vasetto in argilla conservato nel Museo di Santa Giulia. Questo vasetto fu rinvenuto nella tomba cremazione numero 5 a nave, all'interno di un'anfora segata. Si tratta di una piccola olla in argilla di colore grigio chiaro, con riproduzione di fattezze umane più o meno grottesche. Questo tipo di vasi di dimensioni maggiori erano generalmente utilizzati nella zona della Renania come urne cinerarie, mentre nel caso di nave l'ipotesi è di una funzione apotropaica, cioè protettiva, poiché i caratteri del volto sono estremamente esasperati e non riproducono le fattezze reali del defunto. Dico, voi la luna la guardate sempre con attenzione. E come perché? Perché qua la lino la galanel, o che il fioca o che il fabel. Don Massimo sicuramente conosce il dialetto perché tutti i preti conoscono il dialetto. Ovviamente. Tu sei originario di Berlingo. Di Berlingo, quindi il dialetto è la prima lingua. Tu sei uno che ogni tanto scruta il cielo per guardare la luna. Certo. Sai perché te lo chiedo? Perché qua la lino la galanel, o che il fioca o che il fabel, cioè? Quando c'è la luna attorno alla luna, allora è previsto o bel tempo o neve. Sì, perché la luna intorno alla luna è tipico magari del periodo. Esatto, del periodo, di questo periodo, particolarmente perturbato. Sì. Funziona, è vero questo? Secondo me sì. Flaminia, tu il dialetto bresciano un po' lo capisci? No, Di dove sei, Flaminia? di Roma. Di Roma, beh certo, Flaminia, quello è. Sono curioso, che fai qua a Brescia? Lavoro qua. Trovi bene? Sì, bene, bene. Da molto tempo stai qui? Da un annetto. Speriamo che possa continuare così. Senti, ma tu qualche parolina del nostro dialetto la stai assorbendo, a parte il pota? Pota, solo quella. Beh. Fes. Fes, brava, pota e fes sono le più semplici, anche le più immediate. Qua la lino, la galanel, o che il fioco o che il fabel. Cosa hai capito di questo proverbio in dialetto? Quando la luna... non lo Va so. bene, e sei autorizzata a non saperlo. Poi altre parole? O è fioca o è bella. Sì. Sì, è un detto popolare che ha a che fare con la luna e la meteorologia. Bene. Quando la luna ha l'anello, o nevica o fa bello. Sì. Bravo, bravissimo, azzeccato. E cos'è sto anello? È la fede, l'anello di fidanzamento, no? Cos'è l'anello della luna? Ma l'anello della luna non saprei così su due piedi, però... La luna non è proprio, come dire, nitida, non è molto La nitida. luna? È un po' opacizzata, un po' opaca. Ah, ok, capito. Qua la luna la galanelo che il fioco che il fabel, cioè quando la luna è circondata da quella velatura di foschia tipica delle notti invernali significa che il giorno dopo o farà brutto, nevicherà oppure farà bello, quindi vuol dire tutto e niente. Amici, grazie per essere stati con noi, adesso andiamo a interrogare i nostri ragazzi sulla parola in dialetto e ci salutiamo con loro. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao Nabil, tu hai mai incontrato un maturlo? No, non so cosa sia. Ma non sai chi è il maturlo? Il maturlo è una persona strana, bizzarra, malsana. Ti senti un po' maturlo tu? Sì?